Direi che siamo a buon punto, visto e considerato che siamo partiti dal momento zero nel quale era impossibile anche fare un referendum. Lo abbiamo celebrato, abbiamo fatto una bella trattativa, siamo entrati in Consiglio dei Ministri con la bozza d'intesa, adesso dicono che vogliono fare la discussione in Parlamento, ben venga, ma alla fine si dovrà firmare, perché ricordo che la legge dice che il governo ha l'obbligo di rispondere. Il governo deve rispondere. Nell'attesa, gruppi autonomisti e leghisti chiamano il popolo in piazza con l'ex assessore regionale, il vicentino Marino Finozzi, che su Facebook lancia un corteo per il 25 marzo. Ci stiamo lavorando, siamo già un gruppo di amici che stanno cercando di trovare la soluzione migliore, proprio perché il Presidente Zaia e il Ministro Stefani sentano il popolo veneto vicino in questo momento di difficoltà del progetto di autonomia. Io capisco che Salvini ha delle tensioni molto forti che non credo siano solamente di carattere politico, credo siano più di carattere burocratico della burocrazia romana, e forse un segnale dal Veneto gli può dare la forza necessaria per riprendere il progetto. È un corteo libero che si sono auto-organizzati, potrei liquidarlo una battuta, che quello che non strozza ingrassa è comunque un ulteriore elemento di promozione dell'autonomia e di far sentire che i veneti vogliono l'autonomia. E ovviamente molti veneti non saranno in piazza, saranno a casa, ma sono autonomisti. Ricordo che il corteo c'è stato il 22 ottobre 2017, è stato un corteo di 2.328.000 veneti. Luca Zaia rilancia la sfida per l'autonomia, una marcia che nemmeno le elezioni europee potranno rallentare, perché mai il Veneto era arrivato così vicino al traguardo. In Italia le elezioni ritardano sempre tutto perché si va in una sorta di ibernazione, però la verità è che noi non ci iberniamo noi veneti, continuiamo a lavorare e andare avanti. Non esiste che qualcuno possa pensare che il Presidente della Regione stacchi la spina 2 o 3 mesi perché ci sono le europee. Io continuo a battere, a costruire il progetto con i tecnici, perché alla fine, ripeto, abbiamo diritto a una risposta e lo facciamo. Prova ne sia che il 5 marzo mattina alle ore 10 annuncio, ho convocato la consulta, ve lo annuncio in anteprima, la consulta dell'autonomia, e presenteremo tutto il progetto perché per noi si va avanti.